Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione del mattino su friulitv.net. Scontro tra 3 auto nella mattinata odierna lungo il ponte sul fiume Tagliamento a Dignano. Una donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto la Sores, dopo la segnalazione attraverso il numero unico d'emergenza 112, ha inviato l'eliambulanza e più ambulanze giunte da San Daniele e da Spilimbergo per soccorrere i feriti. Nel frattempo i vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti sul posto per liberare la donna rimasta incastrata all'interno delle lamiere e poi presa in consegna dai sanitari. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Continuano anche oggi le ricerche del pensionato di Cinto Cao Maggiore disperso ormai da sabato scorso a Chions. Sono già operative dalle 7 di questa mattina le squadre dei volontari di protezione civile di Aviano, Cordenons e Fiume Veneto. Una dozzina in campo che operano in piena sinergia con gli altri soccorritori e forze dell'ordine. La base operativa è sempre quella allestita in piazza Concordia, vicino alla chiesa di San Giorgio. Intervento nella serata di ieri dei Vigili del Fuoco di Trieste per incendio di un auto articolato alimentato a gas naturale liquefatto sulla corsia in direzione Venezia lungo il raccordo autostradale 13, poco prima dell'uscita di Prosecco. Gli operatori di sala operativa hanno immediatamente inviato sul luogo segnalato la squadra del distaccamento di Opicina, supportata da un'autobotte, il funzionario di guardia e una squadra del nucleo regionale biologico-chimico-radiologico della sede centrale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno reso necessaria la parziale chiusura della carreggiata in direzione Venezia dell'arteria stradale e si sono svolte con la partecipazione della Polstrada e del personale dell'ente gestore dell'asse viario. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte. Assessore Zilli, oggi inserito in finanziaria dalla Giunta un importante pacchetto di stanziamenti. Abbiamo valutato la necessità di robustire ulteriormente la manovra di stabilità destinando 197 milioni a tutti i comparti del nostro sistema regionale. In questo modo la manovra di bilancio ottiene più 200 milioni rispetto a quanto è stato approvato in finanziaria per il 2022. Siamo soddisfatti di questo lavoro, siamo sicuri che sia utile e necessario per dare una spinta a tutti i comparti regionali e per garantire una crescita che auspichiamo possa esserci davvero nel 2023 nonostante le previsioni che sono negative. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.